sarà capitato che dopo un trattamento per il tuo dolore persistente il sintomo si abbassa di intensità in quel giorno o nei giorni successivi e poi dopo magari giorni, una settimana, il sintomo ritorna a una nuova intensità e guarda caso in una nuova posizione del corpo. Esempio, hai dolori alla cervicale, hai un trattamento, ecco che inizia il dolore alla parte lombare o viceversa. Questo lo chiamiamo sintomo imperativo e voglio spiegarti come non devi preoccuparti assolutamente di questi sintomi perché sono di natura psicosomatica e possiamo gestirli semplicemente attraverso degli step che ti insegnerò in questo video. Io sono Alessio Veneziano, fisioterapista e fondatore di Veneziano Therapy, che è il portale in Italia che ti aiuta a risolvere i problemi di dolori persistenti attraverso un approccio mind body, un approccio innovativo che segue le nuove neuroscienze del dolore. Se vuoi saperne di più su quello che faccio e su come il mio approccio funziona al 100%, guarda questo video e il link in descrizione di questo video. Andiamo quindi al sintomo imperativo. Qui dietro ho preparato una piccola lavagna dove vorrei illustrarti come questo sintomo imperativo funziona. Il nome sintomo imperativo è stato coniato dal dottor Sarno, in inglese imperative. Infatti lui li chiamava in questo modo perché sono sintomi che vengono a apparire dopo un primo processo di terapia, che qualsiasi terapia tu possa fare, non deve essere necessariamente l'approccio che uso io, ma può essere anche un approccio manuale, dove senti che il dolore comunque va giù e poi ritorna ad intensità, a grande intensità su altre posizioni del corpo. Accade molto spesso e quasi nella totalità dei casi accade. Quindi il dottor Sarno, se non sai chi è, era un dottore che per la prima volta aveva capito che c'era una connessione tra stress del passato, stress del presente e i tratti di personalità della persona che aumentavano e perpetuavano il dolore fisico. Quindi c'era questa connessione tra mente e corpo. Ora, non tutti i sintomi sono mind body, in questo caso li chiamiamo dolori nociplastici o TMS, Tension Myositis Syndrome. Se vai a vedere su internet ci sono vari differenti diciamo, termini per classificare questa tipologia di dolore. Oggi in Italia o comunque in Europa li chiamiamo neuroplastic pain, quindi, oppure dolori psicosomatici. La classificazione dolore psicosomatico non mi piace tantissimo perché viene molto fraintresa dai pazienti, dai clienti, dalle persone insomma che non se ne intendono perché pensano che siano dolori semplicemente creati dalla mente e che ovviamente non ci sia veramente nulla dal punto di vista corporeo. In realtà qualcosa c'è dal punto di vista corporeo, ci sono delle microinfiammazioni, delle contrazioni muscolari e il dolore viene sentito realmente in quelle posizioni del corpo. Ecco che molte volte accade nella fibromialgia, quando il dolore, quando viene detto il tuo dolore è psicosomatico, ovviamente il cliente potrebbe, o tu in questo caso, potresti sentirti un po' frustrata da questa affermazione, perché tu dici io ce l'ho il dolore, io lo sento fisicamente, non me lo sto inventando, e infatti non te lo stai inventando assolutamente, ed è creato però dal tuo cervello, è creato dal sistema nervoso centrale. Quindi quando diciamo cervello, anche di stare attenti a come si usano le parole. Sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso è collegato a tutto il corpo. Questi sintomi vengono creati, perpetuati dal cervello. Infatti, nei sintomi imperativi, andiamo a fare una descrizione di questa lavagna. Queste sono le principali 3 cause per cui il dolore si perpetua. Quindi quando non abbiamo nessuna causa strutturale, cosa vuol dire? Quando per esempio il dolore alla cervicale e non ci sono problematiche ai dischi, quindi non c'è stato un tamponamento, non c'è stato un incidente stradale o un infortunio grave, e in quella zona della cervicale non c'è assolutamente nulla di rotto, è tutto ok, tutte le tue diagnosi sono state negative sul fatto che ci sia qualcosa di fisico lì.
ma se non c'è solo magari qualche microinfiammazione e un po' di tensione. Queste sono le tre cause principali, ovvero i tratti della personalità della persona. Infatti molte delle persone, se non la totalità delle persone che soffrono di dolori nociplastici, ovvero non derivati da una problematica strutturale, hanno dei tratti di personalità molto particolari. Io sono una di quelle, sono stato una di quelle, quindi ti parlo per esperienza personale, quindi qualsiasi persona qui di fronte mi può dire ah, ma queste cose non sono basate su niente. Uno, sono basate sulla scienza, due, sono basate sulla mia personale esperienza. Quindi qualsiasi persona può dire qualsiasi cosa, che queste cose non funzionano o sono strane. Io posso dire che io le ho vissute sulla mia pelle e sono al 100% confidente che funziona, anche perché ha già funzionato su persone che hanno usato questi approcci. Quindi il tratto della personalità è molto importante quando parliamo di personalità in cui sei molto perfezionista, vuoi il senso di controllo su tutto. Qualsiasi cosa succede attorno a te, sei sempre lì a dire ah, questa lo sto guardando, questo lo sto sistemando. E a volte perdiamo anche il controllo di cosa sta accadendo attorno a noi e questa cosa ci viene a irritare, ok? Perdiamo quindi questo senso di safety, di sicurezza. Sono persone che sono overachiever, quindi sono persone in cui ambiscono a un risultato eccellente, che è una cosa molto buona nel lavoro, ma non buonissima per il nostro corpo. Sono persone a volte con bassa autostima, ecco perché cerchiamo sempre di raggiungere livelli altissimi per quindi confermare la nostra potenza. E sono persone in cui sono people pleaser, quindi per noi è difficile dire di no alle persone quando ci chiedono un aiuto, quindi diciamo che lasciamo la nostra potenza andare fuori dal nostro corpo perché alla fine quando diciamo no, quando diciamo sì a persone a cui vorremmo dire di no, vedi che lì inizia un contrasto dentro, un conflitto dentro di noi e ci crea questa repressione di emozioni, questa contrazione. E quindi lì il sistema nervoso centrale sta agendo perfettamente in linea con questi dolori qua. Gli stress del passato e gli stress del presente hanno quindi creato la nostra personalità, ovviamente, e hanno creato questi micro traumi interni, traumi intendo traumi psicofisici, di un sistema nervoso che va in allerta per qualcosa che non vuole ripetere. Quindi traumi che non vuole che si ripetano, va in protezione. Ecco, questo senso di controllo potrebbe essere arrivato dall'infanzia. Il senso di people pleaser, cioè di dire sempre di sì, può essere arrivato dall'infanzia, dai genitori o dalla gente che è stata insomma attorno a noi da bambino. Ovviamente non ci sono cose che adesso dobbiamo cambiare nel passato, non possiamo cambiarle, però avere già la consapevolezza che c'è una connessione tra il nostro dolore attuale e come siamo fatti all'interno e quello che è successo nel passato è già un grande passo, è già fatto il 50% della terapia. Quando dico stress, tutti abbiamo lo stress, tutti sentiamo stress nel giorno d'oggi, ma vuol dire la reazione allo stress. Cambia la reazione allo stress, quello che per te ha significato quello stress, quel trauma. Ovviamente per una persona che ha subito un atto di bullismo alle superiori, alle medie o alle elementari, quell'atto magari non gli ha dato tanta importanza, per un'altra persona invece gli ha dato tantissima importanza e il sistema nervoso centrale quella cosa l'ha registrata. Ovviamente non è magari solo un episodio, ma è la successione di tanti episodi. Infatti nelle mie terapie io dico sempre di stilare una linea temporale di cose che sono successe prima dell'evento, prima che il dolore è iniziato, e vedremo che qui ci sono tutta una serie di avvenimenti che hanno fatto sì che il bicchiere d'acqua andasse a strabordare, quindi l'acqua va a strabordare, questo è il nostro sistema nervoso, quando non ce la fa più l'acqua inizia a uscire, quando inizia a uscire tramite dolore, ok? Tramite dolore, tramite ansia cronica, tramite attacchi di panico. Cosa si fa quindi per abbassare il livello dell'acqua? Andiamo a vedere quindi la terapia psicosomatica, la terapia che io chiamo neurobalance. Neurobalance che inizia con capire questi procedimenti, capire come il sistema nervoso funziona. Quando però la terapia inizia c'è un abbassamento del sintomo, infatti molti di voi che avete seguito le mie meditazioni guidate di autoipnosi hanno avuto una diminuzione del sintomo e qualche giorno dopo o una settimana dopo
un aumento del sintomo, ma anche di tanto, in posizioni del corpo in cui voi non avevate dolore o era passato da mesi. Esempio, dolore alla cervicale, il sintomo si abbassa con la meditazione o il tapping e poi risale nella schiena. Cosa fare? Quindi vado a pensare, oh Madonna, c'ho qualcosa nella schiena adesso, chissà che cos'è, perché quello è quello che il cervello vuole farti capire. Vuole farti capire che fin quando guardiamo il sintomo non succederà nulla. Noi dobbiamo vedere quello che ci sta sotto, quindi l'emotività, come siamo noi all'interno, e dobbiamo aver fiducia nel processo, che questo è un processo in cui la mente e il cervello iniziano a modificarsi attraverso la neuroplasticità, attraverso questi esercizi di tapping, questa educazione al dolore. Quindi tu sei sicuro che non stai rompendo niente nella tua schiena, perché non è successo nessun trauma in questo giorno che hai sentito dolore, non sei caduta, non hai avuto fisicamente nulla, ok? E vedrai che quando agiamo e pensiamo che questo dolore arriva dal mio cervello, arriva da come io sto pensando, magari sono in stress, sono nello stress del presente, c'è qualcosa che mi sta turbando, magari qualche avvenimento nel futuro, perché c'è anche il futuro, lo stress del futuro che crea ansia, e questa ansia alimenta il sintomo e il cervello dice: se non lo vuoi vedere qua e pensi che è tutto qui nella cervicale, allora io te lo faccio vedere anche nella schiena. Cosa facciamo? Perché c'è questa intelligenza che agisce per darti dei segnali. Quando tu hai quindi questo segnale del è arrivato alla schiena, si sta muovendo, non vai in ansia cronica, perché pensi, cavolo, questa cosa arriva dal dolore nociplastico. Mi ha parlato Alessia del sintomo imperativo, ed è sempre così. Quindi se te lo puoi prevedere, quando lo prevedi non ti fa più paura. Quindi qua ci serve fiducia nel processo, mindset che tu sei nella direzione giusta, perché guarda caso se si sta muovendo il sintomo vuol dire che non c'è nulla di grave. Un sintomo grave non si muove dalla cervicale alla schiena, ok? Non si muove. Un sintomo grave rimane sempre lì e batte fin quando tu quella cosa lì non l'hai risolta. Quando è grave. Quando però è un sintomo di dolore nociplastico non è grave. È molto difficile capirlo all'inizio, ma se hai delle persone come me, come degli altri terapisti, professionisti che hanno studiato il dolore nociplastico, ti possono dare questa direzione di fiducia nel processo, di mindset e di pratica mind body. In questo caso parliamo della pratica della terapia Neurobalance. Io e un mio team di psicologi abbiamo iniziato da diversi mesi a fare delle terapie mirate unicamente per la persona. Quindi hai tre processi, hai tre modi per, diciamo, guarire. I tre modi sono farlo tu, quindi iniziare a scaricare il mio materiale che trovi nel link, il mio ebook dove trovi come questa natura del dolore nociplastico funziona, che è gratis, l'ebook, si chiama la consapevolezza, il potere della consapevolezza. Le altre due soluzioni sono quelle di fare la pratica attraverso il mio portale Neurobalance, che puoi entrare direttamente e farla tu, attraverso quindi non solo l'educazione ma anche le pratiche. E il terzo è chiedere aiuto a dei professionisti che ti seguono personalmente. Queste sono tre soluzioni, in base a quella che tu scegli, in base alle tue possibilità, perché ovviamente sono dei prezzi differenti, a quel punto decidi quale fare. Ma se non hai possibilità finanziaria, se non hai possibilità economiche per essere seguito da me o dal mio team, a quel punto ti consiglio di iniziare subito con l'ebook che trovi in descrizione di questo video, lo scarichi, te lo leggi e inizi questo processo. Prima lo inizi meglio è, e noterai quando inizierai che il sintomo diminuirà con queste cose che ti dico e poi ritornerà su. Ma quando ritornerà su è lì che hai l'opportunità di dire: ora questo è un criterio per dirmi che io soffro di dolore nociplastico e non grave. Quindi ecco che questo inizierà a diventare una palla di neve che scende dalla montagna, diventerà così grande che dici: ho così tante
cose che mi fanno vedere che il mio sintomo non è nulla di grave, che non è strutturale, che è quindi derivato dal mio sistema nervoso, che questa è la terapia unica che funziona. Le ho provate tutte, ecco perché sono così confidente di dirti che questa è l'unica soluzione che tu hai tu davanti per prenderti responsabilità sul tuo corpo. Quindi non ti fare usare dal tuo corpo, usa tu la tua mente per usare il corpo. Questo è quello che volevo dirti in questo video. Il sintomo imperativo è molto comune. Scrivimi nei commenti se anche tu hai avuto questi sintomi imperativi e se ti stanno piacendo questi video. Io sono Alessio Veneziano, sono fondatore di venezianotherapy.com e sto qui per darvi una soluzione che ha cambiato la mia vita e sta cambiando la vita di molte altre persone e che l'ha già cambiata, di molte altre persone che hanno seguito già questa terapia. E ci tengo a dire, non me la sono inventata io, è basata sulle neuroscienze del dolore dell'ultimo decennio del 2020, ok? Quindi per adesso è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Scrivimi un commento, metti un mi piace, iscriviti al canale per sapere quando il prossimo video sarà rilasciato. Normalmente ne rilascio 1 o 2 a settimana. Per adesso è tutto, ci vediamo alla prossima.